Ci troviamo a Premaor, piccola frazione di Miane, un'area verde bellissima nel cuore delle colline del Prosecco. Qui negli anni '80 sono state costruite delle casette a schiera dove vivono diverse famiglie con bambini. Proprio dietro alle abitazioni, fino a pochi giorni fa, c'era un bosco ricchissimo di uccelli e animali selvatici. Ora quell'area è stata disboscata per far posto ad un vigneto di circa 8.000 metri quadri, immediata la protesta di un gruppo di genitori. Noi abbiamo paura per due motivi. C'è un rischio idrogeologico, questa area è a rischio idrogeologico. Noi abbiamo paura nel caso di massicci fenomeni atmosferici che ci venga giù la collina, che ci venga acqua in casa ed è la prima cosa. Seconda cosa, ovviamente le erorazioni, cioè trovandosi la casa a 4 metri sotto la collina, in caso di erorazione tutte le sostanze verrebbero a scaricarsi sul nostro scoperto e inevitabilmente a entrare in casa. Il disboscamento ed il lavoro di terrazzamento che seguirà la costruzione del futuro impianto, spiegano, causeranno un significativo peggioramento della qualità della nostra vita ed una svalutazione dei nostri immobili. Per cui noi, io, i vicini, ci siamo parlati più volte se valga ancora la pena rimanere qui. Per questo i residenti hanno promosso una manifestazione per domani alle 19. L'appuntamento è in via San Rocco. Ci sarà una manifestazione con famiglie, con bambini, perché è la voce delle famiglie, dei bambini, è la nostra voce di genitori preoccupati.